Serie B-Win. Tutti i colori della passione. In un clima sempre più teso per la contestazione nei confronti del presidente Cairo, il Torino torna all'Olimpico per affrontare la matricola Portogruaro che lo precede di 3 punti in classifica. Veneti che fuori casa finora però hanno ottenuto solamente un punto dei 10 totali. Torino che vuole riscattarsi dopo il falso falso di Pescara che ha interrotto la corsa iniziata con i successi su Sassuolo e Novara. Franco Lerda schiera tra l'altro nella formazione iniziale Pratari al posto dello squalificato Di Cesare. Subito in attacco e subito in rete la formazione granata e Rolando Bianchi che anticipa tutti di testa e poi sfoga tutta la sua rabbia contro un cartellone pubblicitario a testimoniare la grande tensione che sta vivendo la formazione granata. Il cross di Sgrigna che rivediamo dalla sinistra e di testa vola Bianchi a mettere alle spalle del portiere Rossi anticipando Madaschi. Prova a farsi perdonare il difensore centrale del Portogruaro, splendido stacco di testa e altrettanto bella la parata di Rubinho che salva il risultato in questa occasione. Un Portogruaro che parte quindi veramente forte dopo aver subito a freddo il gol del Torino e lo fa anche con Tarana, gran conclusione dalla lunga distanza, poi si dispera il giocatore veneto, palla fuori misura. Portogruaro che comunque non demorde, qualche minuto dopo arriva l'occasione con Espinal in area, mette in mezzo e salvataggio di Ogbon su Gerardi che da 2 passi cercava di concludere a rete. Nell'intervallo ancora contestazione nei confronti della dirigenza granata e del presidente Cairo presente in tribuna ad assistere a questa gara. Avvio di ripresa e ancora Torino, questa volta anche con un pizzico di fortuna arriva il raddoppio per la squadra granata. Il cross al centro di Lazarevic e la sfortunata deviazione nella propria porta di Madaschi. Ecco il giocatore sloveno mettere il pallone in mezzo e Madaschi vede alle sue spalle Rolando Bianchi, cerca di anticiparlo ma mette sfortunatamente alle spalle del portiere del Portogruaro Rossi per il 2-0 Granata al terzo minuto della ripresa. Portogruaro che prova ancora a spingere sul fronte opposto, una girata in mezzo da parte di Cunico per poco non provoca il gol del possibile 2-1, gol che arriva pochi istanti dopo con la splendida incornata di testa in anticipo su Pratali da parte di Altinier, da poco schierato in campo da mister Viviani per il gol del 2-1 che riapre decisamente la gara. Splendida esecuzione di testa di Altinier che brucia Pratali. Ancora il Portogruaro, ancora Altinier che dopo aver accorciato le distanze ci prova e questa volta Rubinho è bravo a mettere in calcio d'angolo. C'è anche il Torino con Bianchi che prova la conclusione, gira Rossi e libera la difesa del Portogruaro, recupera ancora dal limite Sgrigna, si accentra, pronto al tiro ed è attento il portiere del Portogruaro. I Granata spingono ancora nel finale di gara con l'incursione di Lazarevic e questa volta riesce a liberare nuovamente la difesa del Portogruaro. Corta respinta per il recupero da parte di Sgrigna, ancora protagonista con questo diagonale nel finale di gara. Ultima emozione che arriva in pieno recupero, cross e la conclusione da parte di Cristante che colpisce clamorosamente la traversa e sfiora quindi il possibile gol del 2-2 che sarebbe stato tutt'altro che demeritato da parte della formazione veneta. Finisce così 2-1 per il Torino, una vittoria importante per scacciare la contestazione. Un Portogruaro che invece esce dall'Olimpico a testa alta.